Parte la nuova previdenza e scatta l'allarme sociale per i giovani che non potranno godere di una pensione adeguata. Oggi gli uomini possono archiviare la propria attività lavorativa a 66 anni, le donne a 62. Sono scomparse le pensioni di anzianità, si sono chiuse tutte le finestre e il sistema è diventato contributivo puro. Il differenziale tra il calcolo retributivo, quello destinato alle persone che sono andate in pensione prima del 2012, e il calcolo contributivo è un 30% in meno. Un sistema dunque che sarà difficilmente sostenibile dalle singole persone, tanto che il presidente INPS Antonio Mastrapasqua ha rivelato che servirà la seconda gamba della pensione complementare, molto diffusa in Europa, la media è del 91%, poco nel nostro paese, solo il 23% ne ha attivata una. E si parla già di allarme sociale. Se non c'è la previdenza complementare, noi fra 30 anni avremo un esercito di pensionati poveri da sostenere. Una delle questioni più urgenti è quella di convincere i giovani ad aderire. Al Fondo Pensione Solidarietà Veneto, 46.000 iscritti, 605 milioni di patrimonio, nonostante qualche baby iscritto di pochi mesi, l'età media dei partecipanti è di 42 anni, nonostante sia proprio la giovane età a basso capitale a far la differenza. Non servono grandi cifre quando si è vecchi, servono piccole cifre iscritte quando si è giovani. Ma tra i giovani serpeggiano due visioni. I giovani non hanno capito che il mondo è cambiato, normalmente hanno un approccio con due fronti. Il primo è dire, ma tanto mio padre ha avuto la pensione, alla fine ce l'avrò anch'io. Oppure, in pensione non ci andrò mai. Questi sono due approcci completamente sbagliati. Ci sarebbe una via di mezzo, salvifica per tutti, la pensione integrativa. Speriamo e sempre che un lavoro ci sia.